quel sogno cos'è. Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è. Disposto da questa parte della nostra astronave dove vengo a trovare il mio caro amico, musicista straordinario, diciamo, ecco, vedi quando ti devo presentare, intanto l'applauso, Luigi Di Pino! Quando ti devo presentare mi viene il dubbio, perché tu cantante lo sei, cantautore lo sei, artista lo sei, poeta lo sei, studioso delle culture, nostre tradizioni lo sei, cantastorie lo sei, menestrello lo sei, insomma, cos'è il cantastorie del 2000? Cantastorie è un artista che abbraccia varie arti, questa è la sua particolarità, è molto importante questo perché ne fa una persona, un personaggio particolare. Bisogna più saper... particolare di te. Che può fare? Così è la professione che ti sceglie, non c'è poco da fare. Dicevo che bisogna saper fare almeno 4 cose: teatro, musica, poesia e pittura, perché c'è anche la pittura, certo, perché sai che io famoso giro cartello e racconto col cartello con le immagini dipinte. Qua c'è il nostro disegnatore che dice un collega. Un collega, quello è collega di tutti. Sì, quello prima si parlava di pasticceri, ma tranquillo, è il collega tuo, disegna tu. Senti, Luigi, come si scopre un artista cantastorie? Come hai fatto a capire che piuttosto che un cantante eri un cantastorie? Mamma mia, veramente lo vuoi sapere? Sì, certo, siamo qua per Tempo questo. fa, allora, ero cantautore e inviai una cassetta a un nostro conterraneo più famoso di me, Franco Battiato. Il grande Franco Battiato. Il quale... Bravo, vedi, di tanto in tanto fai le cose giuste, bravo. Il quale, ascoltando la mia musica, allora io avevo inciso 10 dei miei brani, mi mandò a dire: scegli, o fai il cantante o fai il cantastorie. Perché lui è sempre così aulico. O fai il cantante o fai il cantastorie. E così, diciamo, gettò la prima pietra. Poi accadde che il figlio di un grande cantastorie, di cui io seguo le orme, devo dire sono un seguace, che si chiamava Orazio Strano, ed era del mio paese, Riposto, si trovava in piazza ad ascoltare un mio concerto e mi spedì per posta una lettera di complimenti in rima, ma dattilografata. Pezzo d'arte anche quello. Esatto, ce l'ho ben conservata, dattilografata, quindi c'era l'intestazione in rosso, sai, la macchina da scrivere, in quel modo. E cominciava così: dedico con tanta simpatia sto sonetto codato allo carissimo Luigi Di Pino e compagni, augurandoci tanta fama da tutta la Sicilia e fuori. E poi cominciava, ma adesso è lunga, non te la sto qui a dire, ma io risposi sempre per posta, sempre in rima e sempre dattilo scritto, con un altro dattilo scritto, no, manoscritto, perché io non avevo la macchina da scrivere, né francamente la saprei usare. Lui, Vito Strano, è più grande di me, di un'altra generazione. Fatto sta, che dice? Quanti anni hai, vuole sapere? Io... Che la macchina da scrivere non
non la vedo più da una vita. infatti, ma non si parla di me. Anche da scrivere non la vedo più da una vita. Mamma mia, ma perché Esatto, mi portiamo però qui? esiste. Lascialo Perché perdere. mi volete bene. Il mio mestiere è proprio quello di non far morire le cose, Bravo, di le far tradizioni. sopravvivere. Quindi io, E quindi da tu un certo punto rispondi? di vista, io rispondo, e in questa corrispondenza epistolare un giorno ricevetti anche una cassetta del padre del grande Orazio Strano. Ascoltando Orazio Strano capii che quella era la mia dimensione. La tua strada. E da questa parte sono andato. Questa E adesso strada eccomi qui. ti ha portato a girare il mondo, perché tu hai raccontato in giro per il mondo le gesta degli eroi e delle eroine, le nostre tradizioni. È davvero bello, è davvero un mestiere faticoso comunque. Faticoso direi di no, perché quando tu fai quello che diciamo che è la tua passione, quello che senti di fare, tutto scivola. Insomma, a palla cala decalata. Invece se fai una cosa che non ti piace, la buttare di chiaro. È vero, è Non so verissimo, se- è proprio vero. Senti, in tutto ciò tu hai raccontato le storie di Sant'Agata, hai raccontato le storie della baronessa di Carini e molto spesso, sei molto bravo anche a fare questo, crei delle storie estemporanee. Sì, tu ne sai qualcosa, perché vero. io ho partecipato a vari programmi con te protagonista e ho creato tante cose estemporanee. Estemporaneamente. Oggi non credo di averne il tempo. Però che so, ti dico così, un presentatore vero e sincero, e ti chiamo il Ruggero. Ma quanto sei genio! sembra- Ma guarda, ma che ospite carino il mio Luigi Di Pino, vedi? Ti rispondo anche io. Senti Luigi, Però se mi studiava prima, Eh? ci faceva una rima magari a Giovanni di prima. e poi qualcosa con Giampiero abbiamo pure. Giampiero chi è il nostro disegnatore? Presente. Giampiero va d'accordo con Ruggero. No, non è vero, Ci non è vero questa cosa. Presentatore, Ruggero, con accanto Roberta e Giampiero. Vabbè, ci siamo impelagati in queste cose le rime. Senti, è difficile oggi trovare giovani ragazzi che vogliono invece dedicarsi a quest'arte, perché è un'arte faticosa, è un'arte che ti richiede preparazione, cultura, studio. Direi che stiamo aumentando, quindi c'è questa tendenza a mantenere le tradizioni, mentre la globalizzazione, tu sai, tende a farle scomparire, si crea questa forza che fa da contraltare, perché le tradizioni sono minacciate e allora nascono delle persone che tendono Degli a eroi. conservarle, a tutelarle e anche a divulgarle, come nel mio caso. Quindi io le riscopro, le conservo, le tutelo e le divulgo. Senti, ascolta, non vedo la tua chitarra. Nascosta, C'è. certo che Allora c'è, guarda certo. che facciamo, siccome è periodo del natalizio, mi fai una ballata, una cosa natalizia? Benissimo. Allora, tu ti vai a preparare, io invece parlo di Facebook. Intanto noi Benissimo. salutiamo con un applauso Luigi Di Pino. Grazie Luigi, io mi sposo Luigi Di Pino che adesso ci regalerà questo momento dedicato al Natale, alle nostre tradizioni, con la sua arte più unica che rara, ma soprattutto con la sua grande amica, la chitarra. E allora arriva il momento dell'esibizione di Luigi Di Pino. Campanella naga naga, che c'è l'angelo che la suona, Sabatore che la canta, s'assettano le santi, e le santi sono seggiute, ogni s'assetta nostro Signore Monte Calvari, suonano le tre campane, le campane sono suonate, viva viva Trinitate, e Trinitate dentro un momento, viva lo sacramento da Maria, viva viva la Rosalia palermitana, canescenni della fontana, da fontana c'è un figliolo, tutto un tessuto d'argento e d'oro. E ci mancava la camisetta, facilla tu per bella, te la voglio ricamare, senza pianeti tali, ci la voglio ricamare, senza pianeti tali. Campanella naga naga, che c'è l'angelo che la suona, Sabatore che la canta, s'assettano le santi, e le santi sono seggiuti, un s'assetta nostro Signore Monte Calvari, suonano le tre campane, le campane sono suonate, viva viva Trinitate, e Trinitate dentro un momento, viva viva lo sacramento da Badia, viva viva la Rosalia.
Rosalia palermitana, che ne scendi della fontana, da fontana c'è un figliolo, tutto un tessuto d'argento e d'oro. E ci mancava la camisella, faccilla tu, ma tu bella, ce la voglio, ricamari, senza uglia né di tali, ce la voglio ricamari, senza uglia né di tali.